Buona serata a tutti, benvenuti per questa nuova trasmissione della rubrica Facciamo il punto, curata dalla Tenda TV in collaborazione con l'Ufficio Diocesano per la Pastorale Sociale della Diocesi di Vittorio Veneto. Ci siamo visti poche settimane fa con un appuntamento relativo alle elezioni europee e amministrative e abbiamo potuto in quell'occasione dialogare un po' sul senso e il ruolo dell'Europa oggi. Ma c'è un altro appuntamento di qui a breve, proprio fra qualche giorno, dal 3 al 7 luglio a Trieste, ed è la settimana sociale dei cattolici in Italia, dal tema Al cuore della democrazia, partecipare tra storia e futuro. Abbiamo questa sera con noi ospiti Maria Rosa Barazza, sindaco di Cappella Maggiore, avvocato, che è qui in studio con noi, che saluto. Buonasera a tutti. E abbiamo anche collegato online Monsignor Michele Tomasi, vescovo di Treviso dal 2019, eccolo qui, collegato con noi, che fa parte anche del comitato organizzatore delle settimane sociali in Italia. Benvenuto Don Michele. Grazie, buonasera e grazie per l'invito. Ecco, cominciamo allora un po' ad entrare in questo evento così importante e significativo per la nostra Italia, ma anche per tutta la società civile, non soltanto per la Chiesa in Italia, che è la settimana sociale che vivremo fra qualche giorno, tra l'altro con presenze anche significative. Sarà con noi il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e domenica concluderà i lavori proprio Papa Francesco, che celebrerà la messa a Trieste in Piazza Unità d'Italia. Don Michele, cominciamo rivolgendo a lei una prima domanda, insomma, no? Facendo parte del comitato organizzatore della settimana sociale di Trieste, le chiediamo anzitutto come mai la scelta del tema democrazia per questa 50ª edizione della settimana sociale. È un tema che, quello della democrazia, delle forme di governo, del contributo anche dei cattolici alla vita politica, ha accompagnato in molte edizioni nella lunga storia le settimane sociali. È la 50ª edizione, ma inizia nel 1907, quindi ha attraversato un secolo e più di storia anche molto complessa e difficile anche della storia italiana. È un tema molto importante, è un tema in qualche modo quadro, che comprende tutti gli altri, il vivere associato, il vivere insieme, il prenderci cura tutti insieme, se possibile, del bene di tutti, del bene comune, è tema che poi ha a che fare con tutti gli altri aspetti della vita, con la politica, con l'economia, con la famiglia, con le vite quotidiane di tutti noi, ed è un tema che in questo periodo ha bisogno di una nuova prospettiva. Il tema della partecipazione, che è partecipazione a tutta la vita della nostra società, vede fatiche, vede difficoltà. Abbiamo fatto da poco l'esperienza di un grandissimo astensionismo, abbiamo superato quella soglia psicologica della metà degli aventi diritto che non vanno a votare o per le europee o per le amministrative, ai ballottaggi ancora di più. Partecipare è un valore grande, la non partecipazione ci pone delle domande che è bene affrontare, e proveremo in questa settimana ad affrontarle con la partecipazione di tanti. Il tema della partecipazione diventa l'occasione di un esercizio partecipativo. Certo, diciamo che non soltanto a livello politico questo avviene, ma c'è un clima di investimento sulla partecipazione anche a livello ecclesiale. Siamo dentro il cammino sinodale della Chiesa in Italia, quindi ci sono elementi che su più aspetti, su più ambiti concorrono a sottolineare in questo senso anche l'importanza della partecipazione. Anzi, ci siamo ritrovati proprio ad Aquileia un paio di settimane fa, il 15 giugno, per un primo incontro con i delegati della Caritas e della Pastorale Sociale del Triveneto, delle chiese del Triveneto, e già lì è stato un primo momento di partecipazione forte che ci ha aiutati ad entrare un po' dentro questo tema, pensandolo a 360 gradi. Poi magari, Don Michele, avremo modo anche di entrare un po' nei temi che sono stati già sviscerati.
Ma vorrei passare ora la parola a Maria Rosa, che abbiamo qui in studio, sindaco di Cappellamaggiore, abbiamo ricordato prima, ma oggi, questa sera, è qui in una veste un po' speciale, particolare, perché insieme ad altri che compongono l'ufficio di pastorale sociale diocesano, parteciperà anche lei come delegata ufficiale della diocesi, una delle tre a cui abbiamo diritto in base alla popolazione della nostra diocesi, i 3 delegati della settimana sociale di Trieste. Allora Maria Rosa, quali sono state anzitutto le tue impressioni, le tue emozioni quando il Vescovo ti ha nominata, ti ha proposto questa esperienza, ma anche un po' in quanto sindaco, quindi dentro la tua esperienza personale di amministratrice, con quali sentimenti ti prepari a metterti in viaggio verso Trieste? Beh, innanzitutto è stato il primo sentimento così stupore, no? Perché ovviamente questo è un grande onore e una grande responsabilità insieme, quella di poter rappresentare attraverso la mia esperienza, visto il tema di cui si parlerà in questa settimana, di cui si tratterà, nel quale si entrerà. E quindi c'è questo primo dato, poi anche un sentimento di gratitudine, perché entrare in una comunità più ampia, quella dei cattolici in Italia che si ritrovano attorno a queste tematiche, è un'opportunità e un'esperienza che credo mi arricchirà molto e porterà e mi aiuterà anche a gestire poi il mio quotidiano nel mio ruolo e nelle mie responsabilità che rivesto. E quindi sono questi due fondamentalmente i sentimenti, uniti alla curiosità anche di vedere cosa capita. Poi io so che dentro questi grandi ritrovi e dentro questi grandi scambi di esperienze c'è sempre anche quello che non immagini, no? Quindi anche mi aspetto qualcosa di nuovo. Sì, anche immagino forse la prima volta che tu partecipi a un evento di questa caratura a livello ecclesiale, immagino anche un po' la contaminazione positiva che possa esserci, anche proprio nell'esperienza di chi, facendo questo tra virgolette lavoro a servizio della democrazia ogni giorno, può portare un valore aggiunto all'interno. E un piccolo assaggio è stato proprio da Aquileia, dove ci siamo trovati per preparare questo momento di Trieste, perché già ho sentito e ho percepito proprio questa voglia di mettere al centro tutti gli angoli visuali, no? Su questa tematica, e quindi questo fermento che c'è, e speriamo che si traduca anche in un qualcosa che poi prenda gambe e anche ci dia ulteriori strumenti e occasioni per fare meglio il nostro. Certo, anche perché Trieste, chiedo a Don Michele conferma di questo, ma sono abbastanza sicuro nel dirlo, non è soltanto un evento fine a se stesso, perché in tutti i modi è stato comunicato, no? È frutto di un lavoro preparatorio che per lunghi mesi, anche come diocesi di Vittorio Veneto, diocesi di Treviso e le altre, ci ha impegnato anche con lavori a gruppi, con sperimentare proprio anche esperienze di partecipazione, e che vorrà poi avere anche una ricaduta nei territori una volta che l'evento sarà ultimato. Ecco, proprio su questi aspetti, Don Michele, dicevi anche prima, c'è un elemento fragile nella nostra società, che è appunto quello sia dal punto di vista politico, della partecipazione alle elezioni, c'è una scarsa partecipazione talvolta anche dal punto di vista ecclesiale, con comunità che vanno sempre più assottigliandosi, ma anche dal punto di vista sociale. Per esempio, l'indicatore dell'impegno nel volontariato spesso sono numeri in calo, con gruppi che si trovano in crisi per una difficoltà del turnover. Quindi ci sono a livello sociale delle difficoltà di partecipazione. Quindi solo secondo lei allora le cause di questo, e che possiamo fare, quale risposta possiamo dare per passare, uso un'espressione citata nel documento preparatorio della settimana sociale di Trieste, passare dall'Italia dei senza, Italia senza cittadini, senza fedeli, senza volontari, a un'Italia dei con, quindi valutare anche positivamente le potenzialità che oggi l'Italia porta con sé. Le cause sono molteplici, e forse riusciremo anche a toccare un'analisi più approfondita nei lavori proprio lì a Trieste. Le cause sono da quelle della politica e dell'economia mondiali, in un momento di grande frammentazione e di grande
incapacità di dare spazio ai grandi luoghi di ascolto e mediazione politica. Faccio solo l'esempio della crisi gravissima che sta vivendo l'Organizzazione delle Nazioni Unite, che diventa un luogo vuoto dove non si possono prendere delle decisioni per i veti incrociati di potenze internazionali che non trovano la grammatica del dialogo, e questo poi ha ricadute su tutta la nostra vita, perché ci sono decisioni molto grandi, molto importanti per la vita delle persone, che sembra, e spesso è anche così, vengono prese altrove. I grandi flussi della finanza internazionale hanno a che fare con la stabilità dei nostri governi e delle nostre vite politiche molto di più che non ci sembra il potere del nostro voto individuale. Questo porta poi a dire, beh, io se non posso portare nulla, perché devo partecipare, perché devo muovermi? Poi c'è stato un lungo periodo, che temo che non sia ancora finito, di una esasperata attenzione all'individualismo, l'attenzione alla persona, anche vista come individuo, come un centro di interessi, di relazioni, di vita buona, un assoluto di fronte alla vita e all'esistenza, però non può essere vista solo come una prendere ciò che mi serve e approfittare delle occasioni che mi vengono date, chiedendo alla società che si metta a mia disposizione. Questo riflusso che abbiamo avuto, ma ormai sono quasi decenni già, di un'esasperata attenzione all'individualismo, ci ha tolto il gusto anche alla fatica, ma la fatica buona, la fatica bella, di fare comunità, di costruire relazioni buone, di prenderci cura gli uni degli altri. E questo porta, per esempio, a quel dato, ti riferivi al volontariato. In Italia è circa il 10% della popolazione che fa sistematicamente attività di volontariato. La percentuale non è grandissima. Poi però facciamo un attimo un conto e si va che sono tra i 5 e i 6 milioni di persone. E allora qui viene la risposta alla seconda domanda che fai, al di là della problematica, della fragilità, della difficoltà, della competizione tra sistemi politici democratici e non democratici che sta avvenendo in questo nostro mondo. C'è una partecipazione buona, perché 6 milioni di persone che mettono a disposizione il loro tempo gratis per gli altri, per costruire comunità, per costruire relazioni, è un capitale gigantesco, ed è una forza che fa poi da moltiplicatore, da volano. Io penso che quel passaggio dal senza al con non può trascurare che c'è già adesso un con molto bello, molto buono, molto vitale. L'esperienza che appunto è stata richiamata di Aquileia, l'incontro di responsabili della pastorale sociale del lavoro e della Caritas, che si trovano insieme per guardare il mondo con uno sguardo nuovo, che ascoltano la parola di Dio, si lasciano provocare da questa e vogliono mettere in moto quotidiani percorsi di cambiamento, è una forza buona, è una forza grande. La forza del Signore non è mai quella dei grandi numeri e della potenza. Il Signore Gesù Cristo ha iniziato con molto poco, però quello che vediamo nascere dal suo impulso, vivendo poi da fratelli e sorelle, diventa una forza grande, e questo è un contributo che possiamo mettere a disposizione della collettività. Se noi riusciamo a raccontare di più il tanto buono, il tanto bello che succede, non dobbiamo evitare di raccontare i problemi e le fatiche, perché certo sarebbe un'illusione, ma potremmo anche dare una forza di coraggio in più, che è quello che forse è un valore aggiunto della nostra fede,
è proprio quello della speranza. Ecco, questo. In questo momento qualche difficoltà di collegamento, ma mi sembra molto chiaro quello che Monsignor Michele Tomasi ci stava comunicando rispetto a ciò che si muove anche a proposito di questa difficoltà di partecipazione, ma anche valorizzazione del positivo che può esserci. Un ragionamento analogo lo potremmo fare sicuramente anche per esempio rispetto al mondo del virtuale, l'intelligenza artificiale, dove sembra ci sia una maggiore partecipazione, possibilità di partecipazione, ma anche può esserci il rischio di un isolamento maggiore, no? Don Michele, anche citavo, non so se nel frattempo hai recuperato l'audio, citavo la questione dell'intelligenza artificiale come possibilità in cui anche partecipare o non partecipare, questi valori contrapposti in gioco, ma che potrebbero anche essere superati cogliendo il positivo che un'intelligenza artificiale può fare mettendo in rete più persone, e anche però senza abdicare al ruolo e alla responsabilità all'umano, al tratto umano, all'intelligenza e alla creatività umana che non può mancare nel costruire il bene comune. Sì, sì, è proprio così. Anche solo il nostro collegamento che ogni tanto può cadere, ci dice la tecnologia è meravigliosa, ci aiuta a fare delle cose che non avremmo mai potuto fare, ma se noi non abbiamo spazi per incontrarci anche fisicamente tra di noi, per condividere, per avere un'esperienza più piena della comunione, allora ci chiudiamo in isole, in bolle di comunicazione dove magari poi rischiamo di essere sempre a contatto solo con quelli che ci piacciono, ci vengono messi sempre i nostri temi preferiti e allora non riusciamo più a dialogare e vediamo un tratto del mondo politico di oggi che è quello proprio della non valorizzazione del buono che c'è anche nell'avversario politico che diventa un nemico. E l'intelligenza artificiale ci può aiutare se noi pensiamo che è uno strumento che però va anche controllato e va limitato. L'esempio per me più grande è quello che fa Papa Francesco quando ci ricorda che non ci possono essere dei sistemi di arma completamente automatici, cioè delle macchine, dei computer che decidono chi, come, quando bombardare con delle armi letali. Da qualche parte ci deve poter essere un'intelligenza, un cuore umano e magari quello proprio che quel bombardamento all'ultimo momento blocca in nome della misericordia e dell'umanità. Ecco, sottolinea anche un altro passaggio che faceva prima, mentre si parlava di Aquileia, no? Pastorale sociale, Caritas insieme, un piccolo assaggio anche di uno stimolo ecclesiale che può venirci dalla settimana sociale, cioè imparare anche noi come Chiesa, che siamo tanto specializzati in tanti settori della pastorale, a unire le forze per uno sguardo d'insieme, al di là dei protagonisti, perché unica è la Chiesa, no? Rispetto a questo, se c'è qualche considerazione. Sì, la specializzazione è un tratto buono della nostra Chiesa perché ci permette sui vari campi di essere bravi, di studiare i problemi, di trovare buone soluzioni, ma alla fine dobbiamo ricordarci che siamo la comunità dei cristiani, siamo la comunità dei discepoli di Cristo e insieme affrontiamo la vita. È importante vivere insieme e uno dei tratti fondamentali è quello del volersi bene, di condividere quello che abbiamo. Alle volte siamo un po' chiusi sulle nostre piccole gelosie, vogliamo piantare bandierine dalle parti, ma no, facciamo festa insieme. L'Eucaristia è un grande banchetto al quale partecipano tutti al di là delle loro competenze perché sono chiamati da Cristo. E questa è una caratteristica che dobbiamo guadagnare perché per me è questa anche la grande prospettiva di futuro. La nostra Chiesa, anche le chiese del nostro nord-est, potranno tornare a rifiorire se riporteranno il gusto dello stare insieme, del volersi bene concreto e dell'essere a disposizione dei più piccoli, dei più fragili, dei più deboli, che spesso poi possiamo diventare anche noi stessi, una comunità di persone che guardano al bene di Cristo perché sentono che qui c'è qualcosa di profondamente umano di cui abbiamo bisogno e che il Signore ci vuole donare. Grazie Don Michele per queste riflessioni e passiamo ora la parola a Maria Rosa. Abbiamo dato uno sguardo un po' in generale anche a temi così fondamentali, però in astratto
no? Tutto sommato. Andiamo invece un po' nel concreto del territorio, nel servizio che Maria Rosa come sindaco fa quotidianamente nel comune di Cappellamaggiore. Quali sono oggi, Maria Rosa, in base alla tua esperienza, le sfide che un sindaco deve affrontare rispetto a una presenza nel territorio, anche di fronte a questi elementi che venivano richiamati poco fa sul piano generale, e come si notano anche in un piccolo comune di periferia, ma un po' comuni di periferia lo sono un po' tutti i nostri che compongono la diocesi di Vittorio Veneto, come si nota in queste periferie e la ricaduta di questi grandi temi a proposito della fatica della partecipazione e, come è stato citato, anche dell'individualismo. Sicuramente parto dalla fine di questa domanda. Noi ci troviamo da amministratori in prima linea, quindi subito cogliamo, proprio perché in prima linea nel cercare di dare i servizi ai cittadini, di raggiungere i progetti, di realizzare i progetti, di raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti quando ci siamo presentati ai cittadini per essere eletti, abbiamo proprio questa percezione immediata di tutte queste fragilità, difficoltà che i nostri cittadini vivono nei vari ambiti e livelli in cui operano, in cui agiscono, dalla famiglia alla scuola, al lavoro, alla vita di comunità. Quindi la percezione è immediata e si traduce in problemi concretissimi, dal sociale, dove ci sono sempre più famiglie in difficoltà, dalle difficoltà a scuola, dove ci sono sempre più ragazzi che vivono crisi familiari e quindi manifestano tutta una serie di disagi che vanno ovviamente accolti e gestiti. E per non parlare poi della vita, si è parlato del volontariato, di questa difficoltà anche qua, ma non voglio metterla solo in negativo. Queste sono le difficoltà e vanno lette e vanno viste, perché se non si parte da quello si rischia di viaggiare senza avere i piedi per terra. Però poi ci sono, nel ruolo che rivestiamo, anche le opportunità, la gioia di vedere che riesci magari a migliorare qualcosa sul tuo cammino, non sempre è così facile, però si possono misurare anche le cose positive, i frutti delle azioni, che sono sempre molto lunghi e molto, non sono immediati, però bisogna avere un po' la caparbietà, la capacità di aspettare, di insistere se si hanno degli obiettivi, e quindi in termini sia di educazione, di promozione di tutta una serie di iniziative che, anche se magari non vengono subito accolte bene, ma magari se sai che possono avere poi dei frutti, allora le porti avanti. Quindi insomma ci sono tutti i lati, tutte le fatiche, ma ci sono anche quei punti di luce e quella percezione che è dal basso che si possono cambiare le cose. È una percezione che io ho fortissima e lo dico sempre ai miei cittadini, lo dico ai più giovani, lo dico: guardate che il piccolo che voi potete fare fa la differenza. Non sono i capi di Stato, anche quello, però non sono solo loro che possono fare la differenza. Beh, non a caso, scusa, mi permetto un po' di interrompere quello che stavi dicendo, ma non a caso il vostro comune è uno dei comuni con cui a livello di pastorale sociale collaboriamo anche per quanto riguarda una pastorale giovanile sociale, cioè lì c'è un gruppo, Nuova Voce, a Cappellamaggiore, con cui abbiamo diverse volte lavorato insieme, e dice proprio una vitalità anche del vostro territorio di saper valorizzare effettivamente queste spinte dal basso, promuovendo anche iniziative molto belle che arricchiscono il vostro territorio. No, il bello è quando puoi dire che non è merito tuo, ma semplicemente puoi far fiorire, cioè lasciare che fioriscano le esperienze positive che arricchiscono tutti, e quindi c'è spazio e c'è una modalità, questo col gruppo che hai citato, Nuova Voce, ma anche con la scuola, col progetto Giovani Ambasciatori della Sostenibilità, cioè ci sono tante persone che hanno questa voglia di cambiare in positivo il mondo in cui vivono e che lo trasmettono ai più giovani, e i più giovani sono, se ascoltati, un grande traino, cioè quell'energia di cui si parlava e di cui abbiamo tanto bisogno, perché è proprio quello che speriamo anche da questa settimana di poter raccogliere, molto spesso ti viene proprio dai più giovani, perché loro sono quelli che non hanno paura, che magari ti propongono delle cose a volte
che magari non sempre riesci o possono stare da solo in piedi, ma c'è l'energia dietro e quell'energia è quella che fa poi anche qui la differenza. Quindi direi valorizzare un po' le prospettive che nascono in autonomia nel territorio, avere chiari dei punti dove voler andare, soprattutto con questa lungimiranza, e anche però una programmazione che abbia la capacità di andare a lungo termine. Certo ci sono dei mandati, delle scadenze anche dal punto di vista elettorale, però il coraggio, mi verrebbe da dire, di non guardare soltanto alla prossima elezione, come si cita a livello proverbiale, ma il grande statista che guarda oltre alle prossime generazioni. Cioè non devi guardare solo le buche che sono da coprire, con quelle piogge che ci sono in questo periodo sono un dramma, ma è importante coprirle, ma è importante avere anche altri obiettivi e condurre la propria comunità verso quegli obiettivi, anche se magari non è sempre facile indicarli, ma crederci e portare e guidare sì. In una sinergia appunto che crei anche alleanze nel territorio. Certo. Poi la parola alleanza oggi è anche molto, molto di moda, ma giustamente, perché di fronte alla solitudine esistenziale che spesso ci fa percepire fragili e impotenti, proprio questa alleanza, questa capacità di fare rete permette di dare anche una risposta sistemica a quelle che sono le fragilità, ma anche valorizzare le potenzialità che ci sono nel territorio e diciamo in generale anche nella costruzione del bene comune. È proprio il goal 17 dell'Agenda 2030, è il fare rete, no? Che certo. come sviluppo sostenibile di una comunità. Su questo ci sono anche dei progetti che si sta portando avanti, soprattutto con i fondi del PNRR, sulla riscoperta del volontariato, sul coinvolgimento dei giovani, sull'animazione. Ecco, quindi diciamo c'è tutto un mondo che si sta muovendo in questa direzione, sta riscoprendo un po' anche questa bellezza di fare rete. Ma vorrei tornare adesso a Don Michele e parliamo un po' del documento preparatorio della settimana sociale di Trieste. Don Michele, facendo parte del comitato organizzatore, ha avuto senz'altro modo di contribuire, collaborare alla stesura e anche alla diffusione di questo testo che ci ha accompagnato nell'ultimo anno appunto in preparazione a questo evento di Trieste. E quel documento preparatorio ci viene detto, ci viene raccontato di un desiderio di un nuovo inizio, quindi c'è anche qui questa spinta alla novità, al puntare avanti ai valori che possono essere promettenti rispetto al futuro del nostro paese, ma ci viene parlato anche di una lunga storia alle spalle, un po' riprendendo anche il sottotitolo della settimana sociale al cuore della democrazia, partecipare tra storia e futuro. Ecco, così è declinato l'elemento storia e futuro, una storia alle spalle, ma anche un futuro fatto di desideri di nuovo inizio. Ecco, quali sono un po' gli elementi, secondo lei, fondamentali della nostra storia, italiana in modo particolare, che possono aiutarci a recuperare gli elementi di una fiducia per l'oggi? E d'altra parte, quali sono sogni e desideri concreti che possono darci uno sguardo in avanti carico di speranza? Guardare con gratitudine a quanto i cattolici nella nostra storia anche recente sono riusciti a contribuire al bene di tutta la collettività, ci può dire che quando abbiamo tentazioni di pensare di essere rilevanti, perché per esempio non abbiamo più un partito di riferimento, ma vediamo quanto partendo dalle comunità, partendo dalla fedeltà al Vangelo, partendo dalla lettura delle questioni del tempo, siamo riusciti a contribuire al bene di tutti. Le nostre due diocesi non possono dimenticare il riferimento al Toniolo, beato economista che nella nostre terre parte, fa esperienza anche di una presenza che si prende cura dei bisogni del territorio. Da lui nasce la settimana sociale dei cattolici. Lui ha un pensiero che stimola a vedere il contributo associato dei cattolici, il mondo cooperativistico, il mondo della grande solidarietà, e in tutti gli snodi importanti della vita del paese nell'Ottocento, nel Novecento, ci sono stati dei cattolici che hanno saputo riguardare al Vangelo
per viverlo nella pienezza dell'oggi, di fronte ai rischi e di fronte alle possibilità, inventando forme di partecipazione, di solidarietà, di comunione, di comunità sempre nuove e sempre vitali. Ecco, questo potrebbe essere, secondo me, l'atteggiamento da imparare e da mantenere. In alcuni tempi difficili tanto e forse più dei nostri, si sono scoperte delle soluzioni, alcune non hanno funzionato, altre invece hanno generato forme di vita buona e bella che vivono ancora oggi. Ecco, questo potremmo vivere anche noi adesso come possibilità per il futuro. E innanzitutto il vedere, ed è una cosa che sottolinea il documento preparatorio, che non si sta parlando solo, ma certo bisogna farlo, di tecniche, quindi di forme di governo, di modalità di presenza, di tecnica anche giuridica o economica, ma la politica e la democrazia soprattutto è questa forma del desiderio che abbiamo in fondo al cuore, lo abbiamo tutti, di vivere insieme bene e volentieri, dell'avere bei legami di comunità, di comunione, di amicizia, anche di amicizia sociale, una forma di desiderio che non significa voglio avere di più o voglio stare necessariamente meglio, ma voglio stare meglio assieme a te, assieme a loro, noi tutti insieme. E questo guadagno è qualcosa che poi riscalda il cuore e ci fa metterci a disposizione poi di cose concrete, perché poi è questo desiderio che permette che a un comitato di quartiere di guardare gli angoli che hanno bisogno di essere rinnovati per tornare alla loro bellezza del quartiere o del circondario, si mette assieme e inizia a contribuire assieme alle pubbliche amministrazioni affinché poi quell'angolo diventi un angolo bello e diventa bello perché è di tutti, perché ciascuno ha messo qualcosa di suo, ma lo ha fatto in quell'alleanza, in quel patto, in quella comunione con gli altri. Diventano cose molto concrete per il quale poi diciamo ma che bello vivere insieme, ma che bello prenderci cura, che bello magari anche impegnarsi in politica. È bene che ci siano cattolici ispirati al Vangelo, radicati nelle comunità, che si prendono cura dall'amministrazione comunale, locale, la regione, anche a livello nazionale ed europeo. La politica non è un luogo brutto e cattivo, se lo diventa c'è bisogno di persone che hanno un cuore grande e lo sguardo lungo per mettersi la passione del bene ed è sempre possibile. Quindi non è soltanto la necessità di un dovere da riscoprire, quello della partecipazione, ma è piuttosto la bellezza di un valore da, perdonate la ripetizione, ma valorizzare, cioè riscoprire il valore e la bellezza che lo stare insieme, fare alleanza, vivere nel modo della democrazia produce in vista di un bene comune. Cioè non è soltanto un compito, ma è una vocazione in qualche modo che fa fiorire la nostra stessa vita. In questo senso Trieste avrà anche piazze della partecipazione, laboratori, quindi vuole essere anche un'esperienza di incontro con il mondo, non soltanto riservando la partecipazione ai delegati diocesani, ma aprendosi al territorio. È così, Don Michele? Sì, sì, sarà, speriamo, una grande festa, un grande incontro, ci sarà il lavoro appunto dei delegati che sarà molto orientato al lavoro di gruppo, quindi bisognerà impegnarsi tanto e mettere del proprio, ma poi ci saranno le piazze della democrazia con dibattiti, incontri e la presentazione di tante buone pratiche, sono veramente tante da tutta Italia, di modi di affrontare le questioni poste dalla quotidianità e dalla storia
in maniera partecipativa, senza aspettare che qualcun altro faccia qualcosa, ma rimboccandosi le maniche e portando un contributo buono. Ed è la gioia proprio di vedere che si può fare qualche cosa. Noi abbiamo bisogno di sentire che possiamo contribuire, che possiamo essere davvero parte di un tutto che ci accoglie e che noi riusciamo a plasmare. Se noi riusciamo ad avere questo senso che non è inutile darsi da fare, poi il bene e la beatitudine supera sicuramente la fatica. E a Trieste il legame, il collante, poi saranno anche dei momenti di spettacolo, dei momenti di incontro, di riflessione, come hai ricordato l'incontro all'inizio col Presidente della Repubblica, alla fine con il Papa. Sarà una settimana intensa da vivere insieme, anche divertendosi e incontrando persone da tutta Italia. Questa è anche una cosa bella, abbiamo bisogno di incontrarci perché spesso litighiamo e discutiamo, ma non ci incontriamo. E anche qui imparare a volersi bene diventa un grande dono proprio a tutta la nazione e alla Repubblica. Oltre ai ruoli di appartenenza, no, potremmo dire, ma un incontro tra persone e recuperando proprio la bellezza di quell'aspetto umano dello stare insieme, proprio perché anche dal punto di vista cattolico ciò che è umano è anche autenticamente cristiano, ancora il Concilio Vaticano II lo ricordava. Abbiamo parlato prima di storia, nessun momento storico è stato, diciamo così, facile, e non lo è neanche questo, ma non dobbiamo spaventarci di fronte a questo. Nelle ultime 3 settimane sociali nazionali proprio questa dimensione delle buone pratiche è stata messa particolarmente in evidenza, ancora sul tema del lavoro a Cagliari nel 2017, poi sui temi della tutela ambientale nel 2021 a Taranto, oggi a Trieste. Sono settimane sociali che nel loro progressivo darci appuntamento ci ricordano anche che la storia si costruisce con una pedagogia dei fatti, con azioni concrete, non soltanto ragionando in termini astratti, ma anche ponendo prassi che raccontino, dicano, mettano in atto il bene che è possibile compiere. Veniamo a Maria Rosa, allora adesso torniamo a te, abbiamo parlato anche qui di buone pratiche a livello nazionale e quelle che troveremo anche a Trieste in questa settimana, ma forse c'è anche qualche buona pratica nel territorio comunale dove tu sei sindaco, ci sono aspetti positivi che possono essere anche allargati ad altri, magari di cui puoi raccontarci come elemento così che ci invoglia, ecco, a metterci in gioco nuovamente a partire dal piccolo territorio. Sì, io parto da una osservazione e anche da quanto ho sentito finora, in particolare dal Vescovo Michele, e quel prendersi cura, no? Quell'avere cura delle cose, delle persone, delle relazioni soprattutto, credo che sia quello di cui abbiamo più bisogno e che proprio in queste buone prassi lo sono realmente se danno un di più in questo senso. Non è tanto importante raggiungere tante persone, fare tante cose, fare tante iniziative, ma migliorare la qualità alla fine delle relazioni, e questa è la cosa più difficile. E noi abbiamo fatto una bellissima esperienza, l'ho richiamata anche prima, quella dei giovani ambasciatori della sostenibilità, partendo da un lavoro con la scuola media e le scuole medie dell'Istituto Comprensivo di Cappellamaggiore, quindi anche dei comuni limitrofi, ed è lì che abbiamo sperimentato un po' il mettere insieme sui temi non solo ambientali, ma in senso lato della sostenibilità, che va dal sociale al culturale all'ambientale, la visione dei ragazzi, quella degli insegnanti, quella delle istituzioni e quella del volontariato. Quindi abbiamo fatto delle cose insieme. Ecco, questo fare insieme è proprio il di più che può essere quella buona pratica, no? Che è facile da dire perché sembra una cosa facile, fare cose assieme. In realtà è molto complicato perché bisogna sempre lasciare indietro qualcosa di sé quando si vuole fare veramente qualcosa insieme. E questo forse può aiutare anche in quei termini, quando si diceva mi piace molto il tema di questa settimana, il cuore della democrazia, la crisi della partecipazione. Pensa che in molti nostri comuni, anche di questa diocesi, a queste elezioni c'era un'unica lista.
questo vuol dire che ci sono poche persone che sentono neanche il dovere, ma la bellezza di, come si diceva, di poter contribuire alla vita della loro comunità. E quindi partendo da questo vuol dire che ci dobbiamo dare da fare. Certo, hai citato la scuola, l'educazione, anche la capacità di intessere relazioni positive e valori positivi, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni. Do un piccolo scoop, se vogliamo, ma stiamo lavorando proprio in questi giorni alla 22esima edizione della settimana sociale diocesana, non quella nazionale di Trieste, ma quella diocesana di Vittorio Veneto, che sarà nella terza settimana di febbraio 2025. L'orizzonte è ancora ampio, ma bisogna lavorare per tempo, e ciò che metteremo a tema in quella settimana sociale diocesana sarà proprio l'elemento del riscoprirci come comunità educante, cioè una comunità che riscopre la bellezza dei suoi legami, ma è anche impegnata a investire nel futuro, nelle nuove generazioni, trasmettendo quella sapienza che il vivere insieme ci offre, quella fraternità che ci dà il gusto dell'essere umani, potremmo dire così, no? E penso che la settimana sociale di Trieste ci darà senz'altro spunti ulteriori per riportare anche a livello di territorio quella che è la riflessione che già stiamo facendo. A proposito di questa riflessione, Don Michele è stato presentato all'interno del comitato organizzatore della settimana sociale anche una elaborazione di quelli che sono stati i contributi pervenuti al comitato stesso negli ultimi mesi, frutto del lavoro fatto nei territori. Anche qui nella nostra diocesi di Vittorio Veneto abbiamo avuto diversi laboratori che si sono impegnati a dare il proprio contributo per una riflessione su democrazia e partecipazione. Sono stati complessivamente a livello nazionale 236 gruppi che hanno coinvolto circa 3.640 persone. Qual è stato, voi che avete avuto modo anche di vedere un po' un'analisi dei dati pervenuti, qual è stato un po' il senso di questo percorso e che fotografia in qualche modo ne è emersa? Sì, innanzitutto il chiedersi sono tanti o sono pochi. Se si fa una percentuale su tutte le persone anche implicate nei cammini sinodali delle chiese in Italia può sembrare poco, però bisogna pensare che ci sono 3.000 e passa persone che si sono impegnate per capire qual è la qualità del loro essere partecipativo con un metodo di discernimento comunitario che ancora una volta, e questa è una caratteristica comune di tutte le attività del cammino sinodale, mostrano che il arrivare a fare insieme le cose crea comunità ed è quasi più importante del tema stesso di cui si è trattato. Questa è una caratteristica, una delle caratteristiche principali che viene anche fuori da questi gruppi di lavoro. Il trovare una modalità per cui tutti si sentono ascoltati, tutti hanno parola, dove il contributo di ciascuno ha il suo valore e il suo peso e crea legami in una maniera completamente nuova. Non c'è qualcuno che insegna e qualcuno che impara, ma insieme si è capaci di sentire qual è l'ispirazione dello spirito o comunque l'intuizione profonda che in quel momento sta nascendo. Certo con tanta difficoltà, proprio perché è stato ricordato prima, collaborare è faticoso. Mettersi in una situazione di vero ascolto significa dover a un certo punto, ma con naturalezza, sarebbe nel caso ideale, con spontaneità, dire bene, questa cosa che mi sta tanto a cuore la metto da parte perché c'è qualche cosa che insieme invece ci fa crescere di più. Ma questo è un atteggiamento molto, molto difficile. Allora anche nel metodo si è visto che quel metodo del dialogo spirituale, il dialogo nello spirito, là dove è stato portato a termine ha portato novità, ma spesso rischiava di fermarsi a metà, di avere una fase di scambio, di dibattito, ma non di sintesi. E quindi che c'è questa difficoltà di fare percorsi dove sì, forse a livello ecclesiale possiamo parlare anche di conversione, dove siamo disposti a vederci come un noi.
e in questo noi possiamo crescere come persone e arrivare alla pienezza del nostro sviluppo. Ma noi invece siamo più abituati a vederci come delle somme degli individui e con la tentazione più o meno nascosta di far prevalere il proprio interesse, ma l'interesse e il bene di tutti è l'unico luogo dove io posso trovare veramente il mio interesse. Ecco, questa difficoltà, ma questo desiderio sono i due punti un po' contraddittori, ma sicuramente molto importanti della sintesi dei lavori fatti. Beh, senz'altro anche questa è una delle opere su cui esercitare un'educazione, no? A proposito del tema di cui parlavo prima, educarci al senso del noi, educarci alla fatica anche del noi e educarci all'ascolto, che è il punto di partenza su cui ci siamo esercitati proprio in questi mesi, nella capacità di non far prevalere soltanto il proprio punto di vista, ma ascoltare e mettere insieme il punto di vista di tutti. E su questo, Maria Rosa, a proposito di ascolto, vorrei fare una domanda forse un po' scomoda, ma che la Chiesa si sta facendo in questo momento, no? Cosa vuol dire oggi per la Chiesa, per la comunità cristiana, pensiamo a livello nazionale, pensiamola anche nel piccolo e nel concreto delle nostre comunità, cosa vuol dire per una Chiesa oggi saper ascoltare i bisogni di un territorio, cioè quali sono i bisogni che oggi la Chiesa dovrebbe ascoltare, cosa dovrebbe fare una comunità ecclesiale, una comunità cristiana per essere significativa dentro il contesto dell'oggi con i bisogni, i problemi, le sfide dell'oggi e quindi come dovrebbe porsi una comunità cristiana verso il suo territorio. Semplicemente un punto di vista personale, non ci sono ovviamente ricette valide per tutti. Magari li avessi, Certo. Però credo che qui mi viene da citare Papa Francesco, perché cosa dovrebbe fare la Chiesa se non stare in mezzo, no? Lui dice l'odore delle pecore. Sì. Questa è un'espressione fortissima perché significa accorciare le distanze, stare lì dove c'è qualsiasi cosa, può essere la gioia, può essere il disagio, può essere la tristezza, può essere anche la rabbia, ed è la cosa che c'è e che è crescente e che è quella che personalmente faccio anche più fatica a gestire, perché tante volte quella rabbia che incontri in alcune persone che manifestano dei bisogni, dei disagi, però accende anche quella che c'è in te e quindi è secondo me il sentimento più è la questione più difficile. La Chiesa dovrebbe stare lì dove ci sono tutte queste cose qua, semplicemente questo, che poi è la cosa più difficile, però le modalità si trovano, è in quel lavorare sul stare con, stare insieme, magari stare insieme per, e qui la Chiesa ha dietro quel per c'è veramente la motivazione e quindi non saprei. Certo. E dici poco, nel senso che la prossimità, chiamiamola così, il farsi prossimo, prendersi cura della fragilità dell'altro, poi anche riconoscendo la propria fragilità nella fragilità dell'altro, farsi prossimo è forse proprio il punto che da Evangelii Gaudium in poi Papa Francesco ci ha chiesto di vivere nei confronti degli altri, per vivere quella fraternità, quella prossimità, sia nei confronti del creato, penso all'enciclica Laudato Si', sia nei confronti dell'altro riconosciuto come fratello, penso all'enciclica Fratelli Tutti. Don Michele, tu sei esperto un po' di queste encicliche sociali, è un po' il tuo pane quotidiano, cosa dici rispetto a questo desiderio di prossimità? Sì. Beh, è centrale, pensavo prima quando parlava della rabbia, per quello che so io, per la prima volta in maniera sistematica proprio in Evangelii Gaudium, Papa Francesco parla del conflitto, e non come subito come una cosa da evitare, ma starci dentro per evitare che diventi poi il tutto della propria vita, ma che diventi una catena un anello in una catena che porta a una nuova riconciliazione, magari si arriverà a un nuovo conflitto, ma nella necessità di starci dentro. E quello che continua a insegnarci nella grande tradizione del pensiero sociale della Chiesa, Papa Francesco, è che la fraternità
qui c'è proprio tutta la grammatica della convivenza di fratelli tutti. La fraternità è una difficoltà perché anche se guardiamo la Bibbia, tra fratelli non è sempre andata bene e lo sappiamo, quanto più siamo vicini e quanto più siamo in concorrenza per l'amore dei genitori, rischiamo di entrare in conflitto rovinoso anche tra di noi. Ma poi diventa la fraternità diventa invece quella forza che fa in modo che ogni aspetto della nostra vita diventa la possibilità di incontrarci, di spogliarci dei ruoli, di togliere la necessità anche di fare qualche cosa, di costruire qualcosa, ma invece quella di riconoscerci e di lasciarci riconoscere, mettersi anche nelle mani e nelle braccia degli altri. È pericoloso, è un rischio, è esattamente la vulnerabilità, può anche andare male, ma quando va bene poi creiamo quelle relazioni che dicono che c'è una possibilità di vita buona insieme. Ecco, proprio su questa dimensione della prossimità ricordo che la nostra diocesi ha avviato nell'ultimo anno un percorso di formazione mettendo insieme operatori della Caritas, della Pastorale della Salute, ministri straordinari della Comunione, quindi compagini diverse della vita ecclesiale attorno al tema della prossimità, del farsi prossimi, e da settembre-ottobre riprenderà poi anche con qualche progettualità concreta in alcuni territori della diocesi una riflessione ma anche un'attuazione di modelli di prossimità che possano animare le comunità stesse dal basso a riscoprire un po' questa dimensione del farsi prossimo come oggi mi pare di dire dimensione fondamentale attraverso cui deve passare l'annuncio del Vangelo. Dentro un mondo che si riscopre fragile, la prossimità è la risposta che cristianamente possiamo dare. Per riprendere una battuta emersa l'altro giorno ad Aquileia in preparazione alla settimana sociale di Trieste, occorre contare più che contarsi. Ecco, il nostro modo non è quello di imporre un pensiero, imporre in modo magari come si faceva tempi fa quando i numeri erano assolutamente maggioritari del cattolicesimo, non è quello di imporre una propria visione di mondo, un proprio modo di essere, ma è quello di contare plasmando le relazioni dal basso nel piccolo, ma proprio questo piccolo messo in rete può essere davvero in grado di costruire un bene comune e anche di cambiare il mondo. Sogniamo, ma anche diamoci da fare, insomma, concretamente da queste piccole cose. Una battuta conclusiva, ormai siamo al termine della nostra trasmissione, partirei da Maria Rosa, se vuole in qualche modo lanciare un messaggio, fra un paio di giorni saremo a Trieste, quindi entreremo un po' nel vivo del discorso. Visto che mi sta a cuore questo discorso del prendersi cura, mi viene in mente una frase, non la ricordo a memoria, però detta da Tina Anselmi sul fatto che anche della democrazia bisogna prendersi cura. Non è un qualcosa di scontato, perché abbiamo vissuto, per fortuna noi nella nostra esperienza, non abbiamo vissuto le guerre, adesso ci sono tante altre guerre che attorno a noi che purtroppo si stanno sviluppando e anche avvicinando, ma il prendersi cura della democrazia è una responsabilità di ciascuno e la prima cosa che dobbiamo cercare e tendere di fare è proprio quella di essere attivi, di partecipare. Grazie Maria Rosa, grazie anche per la presenza qui tra noi. Monsignor Michele, un saluto, un augurio, soprattutto a chi seguirà questi lavori rimanendo a casa. Sì, è importante trovare il gusto di fare le cose insieme e di farle bene. L'incontro di Trieste credo che innanzitutto motiverà tutti i delegati e sarà bene riprendere poi tutto il lavoro fatto e continuare ad incontrarci. Già a livello triveneto le commissioni sia della Caritas sia della Pastorale del Lavoro sia anche le altre pastorali lavorano già bene insieme, ma dobbiamo portare questa bellezza del collaborare come un contagio positivo e come un valore aggiunto che abbiamo in questo momento. Trieste sarà uno stimolo, ne sono convinto, e sarà bello poi per noi continuare ad incontrarci e a far crescere angoli belli di mondo. Noi viviamo in terre meravigliose,
anche meravigliose perché sono state curate da lavoro duro e amorevole di tante generazioni. Abbiamo una responsabilità per il futuro di continuare a essere eredi di questa bellezza e di costruirne ancora di più. La bellezza delle relazioni, la bellezza di un mondo dove le relazioni tra di noi sono disarmate e dove ci possiamo accogliere così come siamo, e lì scopriremo che siamo amati da Dio. Grazie Don Michele, grazie per la tua presenza e la disponibilità che sempre dimostri. Noi ci vedremo fra un paio di giorni proprio a Trieste, ma sappiamo anche di poter contare proprio su quello che dicevi, un cammino che ha avuto origine da tempo e che continuerà anche dopo Trieste. Ricordo che possiamo seguire i lavori della settimana sociale attraverso i social della Pastorale Sociale di Vittorio Veneto, ma anche attraverso il settimanale diocesano L'Azione. Già da alcuni numeri il settimanale diocesano ha riservato una rubrica alla settimana di Trieste e continuerà a farlo durante questa settimana che abbiamo davanti e anche quella successiva, raccontandoci un po' quanto si sta muovendo a livello di pastorale sociale, a livello di Chiesa italiana, ma anche aiutandoci a calare nel nostro territorio poi le sollecitazioni che emergeranno. Grazie a voi per l'attenzione, di esservi sintonizzati e per aver condiviso con noi questo tempo di comunicazione, di dialogo. Auspichiamo anche che non soltanto gli addetti ai lavori si sentano coinvolti dalla settimana sociale di Trieste, ma tutti quanti possono in qualche modo, ciascuno per la propria parte, metterci del loro a costruire insieme quelle alleanze, quella bellezza di relazione, quel bene comune di cui tante volte oggi abbiamo parlato. 3-7 luglio, Trieste, 50ª settimana sociale dei cattolici in Italia, al cuore della democrazia, partecipare tra storia e futuro. Alla prossima e arrivederci, buona serata a tutti.